24 ore per parlare con esperti di ogni singolo settore, incontrare professionisti del marketing, della ricerca, dell'innovazione, da Veneto Agricoltura ad Avepa, passando attraverso tutti i settori tecnici della Regione Veneto. L'Open Day Forum Giovani dedicato al mondo dell'agricoltura quest'anno ha un contenuto molto concreto, perché tra qualche mese arriveranno i fondi del nuovo piano di sviluppo rurale e dopo l'estate sicuramente anche i bandi relativi ai progetti da presentare, e a giudicare dalla presenza di giovani, più di 600 nei vari appuntamenti alla Corte Benedettina di Legnaro, è stato un vero successo. La scelta strategica del nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020 per i giovani, solo perché possano entrare nel mondo dell'agricoltura, mette a disposizione loro 100 milioni di euro, più 50% di contributo a fondo perduto sugli investimenti che faranno sulle loro aziende, quindi un intervento forte perché vogliamo essere leader a livello italiano, così come lo siamo stati negli ultimi anni. Il candidato ideale è un giovane che abbia apertura mentale, non occorre che abbia direttamente esperienza in questo campo, ma che abbia tutta la voglia di imparare, perché a fianco delle opportunità finanziarie c'è anche una rete di consulenti e di finanziati dalla Regione Veneto che possono in qualche modo accompagnare il giovane all'entrata in questo settore. Spero e vorrei che i giovani prendessero in mano le aziende dei padri piuttosto che nuove aziende agricole e fare dell'agricoltura veneta un'agricoltura leader a livello europeo. Al mattino incontri di orientamento dedicati alle scuole superiori per presentare le opportunità offerte dal mondo agricolo, non solo in ambito tradizionale, nuove professioni, dalla guida naturalistica a figure professionali tecniche per settori specialistici, dal vitivinicolo alla trasformazione dei prodotti. Ma a quanto pare questi ragazzi sono ancora attratti dalla figura dell'agricoltore a contatto con la natura. Vorrei aprire un allevamento di capre. In che zona? In zona Pederobba. Come sei messo? Hai già qualche terreno? Sì. Purtroppo non ho familiari che hanno quest'idea e vorrei aprirmi la mia azienda agricola e vorrei riuscirci . Penso di fermarmi con gli studi per ora, però si può sempre cambiare idea. Al lavoro quindi in agricoltura o in altro ambito? No, in agricoltura. Crediamo nel vino e vogliamo spingere per il vino. Credete, siete 3 amici, vedo qui. Un gruppetto, volete fondare un'azienda voi 3? Potrebbe essere un'idea metterci assieme, anche perché come classe abbiamo già avuto un'esperienza di cooperazione, quindi abbiamo già delle basi su come lavorare insieme. In effetti sarebbe un'idea utilizzare questi finanziamenti per cominciare quella che potrebbe essere un'attività di cooperazione. Molto più innovative le proposte degli studenti universitari, protagonisti della seconda sessione pomeridiana, con la testimonianza di alcuni giovani che hanno già avviato la propria impresa. Abbiamo deciso di fondare una cooperativa e lanciarci in quello che si chiama dal produttore al consumatore. Siamo aperti dal 30 aprile del 2013. Si sta pensando in qualche modo al web, quindi anche a quello che si chiama l'e-commerce, che ad oggi comunque sta prendendo anche piede. L'export ha ancora buone prospettive di crescita ed ecco la testimonianza di un giovane agricoltore. Che tipo di esperienza ha fatto? Internazionalizzazione, quindi l'esportazione. Su cosa? Mele, pere, asparagi, ciliegie. Abbiamo indirizzo biologico e 35 ettari di superficie e adesso ci siamo sportati verso l'export. Adesso vogliamo aprirci verso i paesi arabi, i paesi del Golfo Persico e l'Africa del Nord. E poi spazio alla fantasia, con molte proposte nel segno dell'innovazione. Insetti, un'azienda di insetti, innovativa. Cosa servono? Per dare da mangiare le altre specie animali, come ad esempio pesci o avicoli. Io sono più interessata al settore delle vacche da latte e penso che questa occasione sia un'opportunità per approfondire meglio il settore e per capire quali sono i nuovi sbocchi, per noi. Un settore che ha molto da offrire ai giovani, che infatti in questi anni hanno scelto di lavorare in agricoltura. Sotto i 40 anni ci sono già oltre 4.300 e negli ultimi 5 anni sono entrati 2.200 tra passaggio generazionale piuttosto che invece nuovi interventi in questo settore, e penso che sia un elemento positivo, perché i giovani portano non solamente la loro freschezza ma anche la capacità di innovazione e la capacità di leggere i mercati internazionali anche con nuovi strumenti tecnologici.